Derby molto atteso tra la più grande sorpresa del campionato e una formazione che sta risalendo pian piano la china verso i piani alti, quelli che vuole occupare dall'inizio della stagione. Buonasera e buon sabato amici di Sportissimi da Francesco Cambuca per il derby tra Athletic Club e 3M Palermo di Davide Finazzo, che ha iniziato la stagione alloiato, trovando pochissimo spazio. Adesso può rappresentare un ottimo elemento di rotazione, ma qui subito David con l'intervento ai danni di Calvaruso. Tuzzolino, palla per De Lisi, gran giocata su Calò De Lisi, conclusione fuori, ma primo squillo di Alberto De Lisi. Giuliano prova a girarsi, Giuliano serie di finte, ancora Giuliano prova a prendere spazio per il tiro, torna indietro, viene pressato e fermato. Calvaruso, body check di Giuliano, palla per Calò, Calò fronte alla porta, destro su David che si mette a scudo dello specchio e respinge. Occhio a Di Grazia, Calvaruso sul fondo, doppia chance per il 3M. Riprende il gioco con il recupero palla di Lobianco, poi a sua volta Scalavino la riprende. Scalavino! Palla fuori non di molto sul suo tiro. Scalavino, è entrato anche Vallecchia al posto di Giuliano, quindi rotazione completa per l'Athletic. Fiorentino porta via palla, ancora Fiorentino, destro, respinge con i piedi Messina. L'azione non è finita, ancora Fiorentino prova a passare, contatto. 0 falli commessi dall'Athletic che ha questa punizione. C'è il fischio, la rincorsa di Lobianco, pallone fuori, non di molto. Molinaro, tiro deviato, calcio d'angolo. A proposito di Tocia, Mario Molinaro per diverse stagioni ha indossato la maglia del Palermo calcio a 5, qui rasoiata di poco fuori. Lobianco, Vallecchia, sterzata e cambio banda per Fiorentino che rischia con l'aggancio, gliela scippa Calò, palla dentro per Runfolo, la rete di Runfolo che la sblocca, mortifero, letale il 3M con recupero palla. Ecco il gol di Emanuele Runfolo, tentata credo da Tabita. Runfolo, passa in mezzo a due, gran giocata, ancora Runfolo, pallone fuori, ma cosa si era inventato Emanuele Runfolo? C'è il fischio, la rincorsa è per Tuzzolino che buca la difesa, buca la barriera, parità ristabilita al 3 stelle, il gol di Giovanni Tuzzolino, 1 pari. C'è il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Molinaro corta, infatti la gioca al piede per Scalavino, l'arpione di Davide in calcio d'angolo. Il gioco, Scalavino, qui Calò, cerca la giocata su De Lisi, Calò! Dal nulla, Antonio Calò, arrivava, doveva arrivare la sua firma, è arrivata la sua firma, è la firma del 2-1 per il 3M. C'è il fischio con la lunga rincorsa di Giovanni Tuzzolino che la pareggia ancora una volta, l'esultanza rabbiosa del laterale nero-rosa, e adesso è 2-2. Calò resiste alla carica di Tabita, adesso fronteggia Tabita, però gliela porta via e prova a ripartire Tabita, accanto a sé c'è Lobianco, Tabita va da solo, Messina lo stoppa, poi Tuzzolino resiste, 3-2 Athletic in chiusura di primo tempo, la zampata ancora di Giovanni Tuzzolino. Probabilmente questo è l'ultimo possesso del primo tempo. Molinaro ci prova, deviazione, Calvaruso, ma non ci si ferma un attimo qui, è l'esultanza di Calvaruso, il numero 9 per il numero 27 che firma la rete del 3-3. Fiorentino, scontro con Runfolo, poi Magliettina che si allunga, si continua a giocare. Lobianco, 3 contro 2 Athletic. Tabita Lobianco, la respinta di Messina, a dire di no. L'avanzata di Lobianco, Fiorentino. Converge Fiorentino che evita il tentativo e poi vola Messina a toglierla dall'incrocio ancora su Fiorentino. Del futsal nella provincia di Palermo in questi ultimi anni, Bruxelles, Real Cefalù. Qui Di Grazia corre da 1 e mezzo, la palla scheggia il palo, non l'ha toccata nessuno.
di gioco. Qui ancora contatto, questa volta la meglio il 3M che scappa con Calvaruso, in mezzo Scalavino! E la rete del 4-3, torna a scappare, torna in vantaggio, il 3M con la firma, mancava solo la sua, quella di Scalavino. Nel 90% dei casi si vanno a chiudere sempre con questa giocata, ovvero sia con l'appoggio per il compagno a secondo palo a porta vuota. Tabita appoggia a Fiorentino che va a calciare, palla fuori, ottima azione dell'Athletic. Poi Calvaruso riesce a passare, Calvaruso dentro e c'è l'autogol forse di Dubé, esulta Calò, conta poco perché per la prima volta dall'inizio della partita ha 2 gol di vantaggio il 3M. Rischia, la perde, allora Scalavino prova la ripartenza, passaggio per Calvaruso che passa, Calvaruso! Ancora! Cristian Calvaruso! Non si ferma più il 3M, perde palla l'Athletic e allora il +3 è servito. Molinaro, palla di ritorno per Di Grazia, la chiusura di Tuzzolino che riesce a tenerla anche in campo. Tuzzolino prova a puntare proprio Di Grazia, lo salta Tuzzolino, pallone dentro, Vallecchia col tacco, la chiusura in uscita di Messina, corre Vallecchia che vuole accelerare i tempi, Giuliano, spalle alla porta, De Lisi chiede a Vallecchia di mettersi a secondo palo, il tocco proprio di Vallecchia, me ne ero accorto subito, bravo Vallecchia, bravo De Lisi a rimetterla, prova a riaccendersi con i suoi folletti l'Athletic, 4-6 il punteggio. Giuliano può agganciare, si gira su Molinaro che ancora una volta lo ferma, poi arriva Vallecchia, scarico per Tuzzolino, sinistro deviato e Vallecchia si divora la palla del -1. Vedremo se fermerà con un time out Zapparata, ma intanto vede Runfolo che avanza, Runfolo! Salvataggio di David che anticipa anche il tocco di Scalavino. Bravo! Vallecchia, mettiti in posizione di c'è il tiro. fischio, De Lisi col tiro, respinto con la nuca da Molinaro, angolo. Palla per Tuzzolino che tira, c'è la deviazione, De Lisi! La stoccata di Alberto De Lisi e ancora una volta il genio di Alberto De Lisi che toglie la ragnatela e soprattutto rimette a -1 i suoi. De Lisi, Tuzzolino con spazio, Tuzzolino se la porta sul sinistro! Ma che partita è! Il gol di Tuzzolino, 6-6 e sono recuperati anche i 3 gol di scarto, poker personale di Giovanni Tuzzolino. Poi tocca Giuliano che recupera, Giuliano fronteggia Molinaro, serie di finte, Giuliano attende il movimento di Tuzzolino che arriva e non trova il gol per pochissimo. Fiorentino la tiene in campo, un 3 contro 2 per il 3M, Fiorentino li salta tutti, incrocia, colpisce Tabita e attenzione dall'altra parte perché è solo Calò, David, il calcio d'angolo. Fiorentino converge ancora, Fiorentino destro dentro, pallone che rimane lì, ma attenzione all'anticipo perché corre dall'altra parte Calvaruso davanti a Davide, lo mette a sedere, Calvaruso, follia ancora nell'Athletic che lascia l'autostrada, Calvaruso la imbocca e sfreccia per il 7-6. Il suo compagno di squadra, 14esimo in corso, 7-6 per il 3M. Qui Scalavino passa, calcia, traversa di Scalavino, spiazzato David Pallaro. Bravissimo Di Grazia, prova a ripartire il 3M con Calvaruso, esce David che la tocca con un braccio. E credo che stia arrivando il cartellino rosso per David. Cartellino rosso per David. Al quinto uomo, non appena tornerà in parità numerica l'Athletic Club. Scalavino per Di Grazia, subito l'intervento di Favaloro, bravissimo a farsi trovare pronto. De Lisi, l'aggancio, va a puntare Di Grazia, De Lisi sul destro, calcia, pallone fuori. Tuve si è defilato, la calcia dentro, attenzione perché la porta è vuota, Calò prende la mira, forse la prende un attimo di troppo, poi
calcio è spaccata e il gol dell'8-6 e allunga ancora una volta il 3M con il suo giocatore forse più forte in rosa, ovvero Antonio Calò. Intercetta Scalavino, ormai possiamo dire che non c'è più tempo. Pallecchia, punta, calcia, ma è finita! Ha vinto il 3M che confeziona un'altra incredibile impresa, battendo a domicilio nel derby l'Athletic Club Palermo per 8-6.